Eccoci di nuovo con il consigliere comunale del comune di Vicenza. Stiamo parlando appunto di regole di convivenza, come cercare di stabilire una convivenza che possa essere regolamentata, visto che di fatto non c'è una regolamentazione giuridica. Siamo in attesa di qualche provvedimento, però a questo punto tarda a venire, cosa dice? Ma guardi, mi sembra che Renzi sia sulla buona strada da questo punto di vista, il nostro Sì, è premier. andato in là. Sì, è andato là. Allora, ci sono stati vari movimenti, no? Marino che ha preso una decisione molto forte di convalidare, cioè di registrare i matrimoni omosessuali venuti all'estero. E non solo lui. E non solo lui, anche altre città, anzi lui è poi forse la quinta città a farlo, però ovviamente quando lo fa Roma, un conto se lo fa Vicenza, un conto se lo fa Rovigo, un conto se lo fa Roma. Perché ha avuto anche poi tutti i mezzi in mass media a suo favore per fare questa cosa. Detto questo, nel contempo Alfano dice no, io ti annullo questo tuo atto perché è un atto contra legem. In contemporanea però c'è Renzi che dice no, beh, ormai siamo maturi per i tempi, per fare delle convivenze, delle unioni civili, e c'è un sinodo papale che parla di questo argomento. Quindi direi che sicuramente i tempi sono maturi, ma sono maturi per una serie di motivi. Sono maturi perché siamo rimasti in Europa l'assoluto fanalino di coda, noi e la Grecia. Ma Quindi questo è interessante sì. anche ricordarlo, perché Cioè, magari noi e la uno... Grecia siamo gli unici due paesi che non hanno nessun tipo di tutela delle coppie di fatto e Ma questo era anche omosessuali. perché Città del Vaticano è in Italia, In, quindi pa- c'è in stata parte la sì, però Chiesa voglio che in dire, parte è in aveva... Italia, però è anche vero che abbiamo avuto paesi come la Spagna, cattolicissimi, se non più dell'Italia, che a questo punto hanno preso in mano la situazione e hanno detto, beh, puoi sposarti, puoi adottare, puoi brigare, puoi fare un sacco di cose. In Italia questo non è avvenuto. I tempi sono maturi perché la Comunità Europea ci continua a dare degli input, perché ci continua a dire attenzione perché quando voi avete un matrimonio che è avvenuto all'estero, in qualche modo deve essere riconosciuto nei paesi europei, perché se io mi sposo in Francia e non commetto un atto contrario alla legge e né contrario all'ordine pubblico, il mio atto deve essere riconosciuto negli altri paesi della Comunità Europea, altrimenti non saremmo una comunità. Quindi quando loro mi dicono la coppia omosessuale che si sposa a Parigi, che si sposa a Barcellona, che si sposa a Stoccarda, deve essere in qualche modo riconosciuta in Italia. Attenzione, e continuano a dire questa cosa qua, continuano a essere sentenze, ci continuano a Infatti. essere in qualche modo richiami da parte della Comunità Europea. E quindi ormai è una cosa che bisogna affrontare. Atteso appunto che siamo rimasti soltanto noi e la Grecia, ma la Grecia in questo momento è in un buco nero, cioè la Grecia, per quanto mi riguarda, è un paese veramente che ha problemi talmente grossi, talmente devastanti, che questo mi rendo conto che possa essere un problema molto... Un non sì, problema, ecco, insomma. un problema. Per noi invece, che non siamo in questo stesso baratro, grazie a Dio, molti ci dicono, beh, ma abbiamo altre priorità. Certo, abbiamo altre priorità, ma abbiamo anche centinaia di parlamentari che vengono pagati dal popolo italiano, che se ne possono prendere una piccola parte e dire, cercate di fare una piccola commissione, studiate questa cosa qui, fatela e fatela partire. In realtà non è complicato, basta copiare, ormai tutta l'Europa ha una tutela delle coppie di fatto o delle coppie omosessuali, si prende un po' di tutto, si fa il cosiddetto copia e incolla e in qualche modo ci si arriva, insomma. Infatti è vero che Renzi dice facciamo l'unione civile alla tedesca. Che sarebbe? Che sarebbe che più o meno comporta le stesse cose di un'unione matrimoniale, in realtà non è previsto il mantenimento dopo la rottura della coppia eventuale, però c'è per esempio la reversibilità della pensione, perché alla fine due persone che vivono insieme per 20 anni, mettiamo una coppia omosessuale, una coppia di Sì, sì. fatto, che la coppia, diciamo, parlo più di coppia omosessuale in questo momento perché la coppia di fatto, al di là delle more del divorzio, diciamo quegli anni in cui non può risposarsi perché sta divorziando, ma poi è libera di scegliere di sposarsi o non sposarsi. La coppia omosessuale invece non ha scelta. Quindi questa qui a maggior ragione deve essere tutelata, perché il non avere scelta per un cittadino che fa parte di una comunità in cui si impegna, paga le tasse, fa tutto quello che deve fare, vota, cioè, deve avere anche il diritto a essere tutelato nella sua vita privata, nei suoi diritti fondamentali, che sono per esempio il fatto di avere una famiglia, di avere una... Perché dico, ma la famiglia naturale, sì, per carità, allora dovremmo dire che siccome la famiglia
ideologicamente sarebbe fatta per fare dei figli, eccetera, eccetera, dovremmo togliere lo status di coniugi a tutti quelli che non hanno figli, che per sfortuna non sono riusciti ad avere figli. Allora dobbiamo dire, beh, voi siete conviventi, non siete più sposati perché non avete avuto figli. Quindi questa cosa qui regge poco come scusa, diciamo. Detto Sì, ma in questo, realtà poi il discorso delle unioni civili omosessuali, femminili, in Australia no, c'è un problema, adesso vediamo se è un problema di audio, e sono legate a un altro problema, a un altro fatto, cioè molto probabilmente legate a che vogliono avere dei figli, no? Sono loro che per cui sì, ma vogliono avere guardi, questo. per adesso io so che nessuna non si è mai parlato di adozione dei figli da parte delle coppie omosessuali. Con la unione civile alla tedesca si potrà adottare il figlio del partner, del coniuge, del partner, insomma, sostanzialmente. Cioè se io ho già un figlio mio, perché Sì, come sì, donna mi sono sì. fatto inseminare o come uomo ho avuto un figlio con un utero in affitto, non lo so, ci sono centinaia di casi di questo tipo qui. Il partner che viene unito con un'unione civile a quel punto può adottare il Oppure figlio. possono adottare uno terzo No, estraneo. no, Infatti quello è il problema. no, non possono adottare un figlio Adesso terzo. non possono, però potrebbe No, non essere. si potrà Ah, non si neanche, potrà. neanche con questo tipo di Quelle unioni, tedesche non. no, non prevedono, cioè prevedono che il partner possa adottare, e questo è molto, è molto importante Specifico. chiarirlo, perché è ciò su cui la Chiesa pone il veto e la maggior parte dei cattolici pongono il veto, dicono no, perché dopo da questa cosa qua facilmente si arriva alle adozioni. No, non è così, si arriverà a un'eventuale adozione soltanto del figlio del partner. E Punto, basta, stop. ok. Quindi per quello viene proposto, insomma, perché è la più Esattamente. fattibile. Che tra l'altro non è neanche una cosa così folle, perché nel senso neanche, è anzi molto naturale, perché se io e il mio compagno abbiamo lui ha un figlio e io lo cresco perché da 30 anni stiamo insieme, sarà ben più normale che abbia me come genitore nel caso di morte sua, che non Esatto, che non un te. estraneo. Ma mi sembra molto. No. Allora, l'aspetto invece, quindi questa è la proposta, però allo stato attuale non siamo ancora arrivati a niente, siamo No, sempre fermi lì, e siamo in quindi attesa. vabbè, tutto a rilento. L'aspetto invece del testamento. L'aspetto del testamento è un aspetto che è importante perché molte persone ci chiedono sempre ma come facciamo, come faccio nel caso in cui io voglio lasciare i miei beni, se faccio la famiglia anagrafica, i miei beni andranno in caso di morte del mio compagno o della mia compagna? No. Bisogna fare un testamento. E attenzione, non facciamoci un testamento reciproco in cui noi due, io sottoscritto Everardo Dalmaso e lei, lasciamo reciprocamente i nostri beni in caso di morte, perché il testamento scritto così non è valido, è nullo, cioè tanquam non esset, carta straccia. Allora, Conviene fare cos'è un ognuno deve farsi il proprio testamento, io Everardo Dalmaso lascio come erede universale lei, e deve essere. l'olografo, Sì. insomma. Quindi, Ricordiamoci che non deve essere scritto a macchina, perché il testamento scritto a macchina non è valido, deve essere scritto tutto di proprio pugno, deve contenere il nome, il cognome, la sottoscrizione, la data certa e sottoscrizione. Ed essere scritto a penna, perché molti lo scrivono a macchina perché così se legge meglio, come si dice in Veneto. Ecco. Il testamento scritto a macchina non è valido. Se si vuole tutelare il più possibile. Comunque l'importanza è anche mettere appunto la sottoscrizione, la Sottoscrizione, firma cioè e la firma data, e la data, certa. esattamente. Si può fare in vari modi, si può dichiarare erede universale a una persona, si può lasciare a una persona soltanto un certo bene con un legato, a altri beni lasciare che poi la legge li mandi alle persone che sono legittimate a riceverle, eccetera. Io, in caso di coppie che vogliono lasciarsi i propri beni, se sono coppie anziane, devono decidere quali beni lasciarsi, perché magari hanno dei figli, però si sono ricostituiti, magari si sono uniti in tarda età per farsi compagnia e magari non vogliono che tutti i loro beni vadano alla persona, ma magari vogliono lasciare una parte dei loro figli e possono dire, beh, alla mia compagna, al mio compagno lascio l'appartamento o la mia macchina o questo o quello. Salvo che poi interviene, però forse è bene ricordarlo, la tassa di successione. Sì, in pieno, in toto, sì, non ti salva. purtroppo c'è. O per fortuna, perché in questo momento le casse del nostro Stato sono così povere che tutto sommato una piccola tassa un po' ci aiuta. Nel caso in cui invece ci siano per esempio coppie omosessuali che vogliono decidere di lasciare al proprio compagno o compagna tutto quanto, io consiglio di dichiararlo erede universale, poi la legge prevederà a chi, se ci sono degli erediti genitori, sono ancora presenti, del decuius, del morto, diciamo, sono ancora vivi, allora la legge dirà in che parte spetta questi La genitori. legittima, insomma, viene sempre tutelata, viene a prescindere. tutelata. Però insomma io nomino erede universale il mio compagno in modo tale che questo sia
per il più possibile tutelato. Ecco, questo è quanto. Quindi questo è il consiglio che normalmente viene in aggiunta ai patti che possono essere fatti di convivenza, patti di Esatto. convivenza, in aggiunta a questa Sì, perché anche i patti di dichiarazione. convivenza non possono decidere sul testamento, cioè non prevedono il testamento. Il testamento è una cosa che va per conto suo. Io faccio riferimento a una lettera che era stata scritta, diceva dove c'era l'intenzione espressa a parole nei confronti dei propri figli da parte di questa persona anziana che comunque l'immobile sarebbe stato lasciato in abitazione alla persona con cui questo aveva convissuto, e poi i figli in realtà non avevano rispettato questo, la persona rimasta voleva impugnare perché c'era sempre stata questa manifestazione di volontà. A Allora, livello probatorio. allora, questo capita spesso, nel senso che gli eredi legittimi spesso impugnano i testamenti di questo tipo qui. Però se io dichiaro, e in questo caso qua conviene fare tutto sommato un testamento notarile, se si hanno queste preoccupazioni, se si hanno questi dubbi, è meglio fare dei testamenti notarini, che è più facile che vengono composti e strutturati in modo tale da essere rispettati con più facilità, e in più sono fatti presso un notaio, quindi hanno una certezza di... Ecco, perché il testamento olografo dove deve essere tenuto? In cassaforte oppure In dato un cassaforte notaio? o può essere... Ma, allora, in molti notai a Vicenza, per esempio, offrono un servizio gratuito in cui si può depositare il proprio testamento e si può andare a cambiare qualsiasi giorno, sempre gratuitamente. Io posso andare ogni giorno a cambiarlo. C'è una stanza con una cassaforte in cui te lo tirano fuori, ti danno il tuo testamento, tu lo cambi, fai le modifiche, e questa cosa qui è interessante perché è gratuita e almeno sappiamo dov'è il nostro testamento. A Vicenza, bisogna vedere dove... Ma credo che ormai quasi tutti i notai offrono questo servizio. Quindi ecco una cosa che Sì, può essere interessante per chi magari ha infatti. questo tipo di intenzione. Voi in modo particolare, rifacendomi un po' a quello che avete deciso di stipulare, avete redatto con il patrocinio del Comune di Vicenza una guida, proprio istruzioni per l'uso Sì, su cosa però fare. questa l'hanno fatta i notai, è una Esatto, guida notarile è una guida che si notarile. trova, la si può trovare, la si può anche scaricare dal sito dei notai. Ma che senso viene ad avere questa guida? Cos'è Beh, un è un vademecum? vademecum su come poter fare i cosiddetti patti di convivenza. È una guida che spiega come, quando, perché servono, perché farli, come farli e la funzionalità di questa cosa qui, perché sennò una persona non la sa. Quindi si può scaricare anche dal sito dell'Ordine dei Notai, si può trovare presso l'Ordine dei Notai, perché poi è una guida italiana che viene fatta da tutti i notai italiani. Quindi è una cosa, non è Sì, sì, una no, cosa non a è una livello cosa, locale, ma no, una no, cosa a no, livello nazionale, no, no, a quindi livello questa guida nazionale. esiste. Infatti in novembre, oggi siamo no, mi pare che in maggio ci sia stato l'Open Day, il cosiddetto Open Day di tutti i notai italiani che avevano aperto, si erano riuniti nei vari ordini, nelle varie città per presentare questa cosa qui, dei patti di Magari per convivenza. pochi credo che l'abbiano saputo, non Purtroppo hanno non pensato è stato di un grande diffondere. successo, devo dire. Non hanno Mi diffusa spiace, molto. no, perché mi dispiace perché è una cosa interessante, ma non ha No, ma avuto un grande infatti sono cose successo. estremamente interessanti, però effettivamente Purtroppo se non credo che i vengono notai portati... ancora nel nostro immaginario abbiano abbiamo un po' di blocco nei confronti dei notai. È un po' brutto a dirsi, ma è così. E invece loro stanno cercando in tutti i modi di avvicinare la cittadinanza a queste cose che fanno, che sono interessanti, che sono valide, hanno veramente una funzione sociale molto forte, però fanno ancora fatica ad arrivare alla svecchiare questa cittadinanza. immagine, che infatti lì ci deve essere un passaggio, il solito discorso di comunicazione ulteriore, di Esatto. apertura, di iniziative diffuse, perché poi se anche le fanno con tutta la più buona volontà, ma la gente non è a conoscenza, Sì, è sì. come non farle. Torniamo su questi discorsi, poi vorrei anche sapere le altre iniziative che lei ha Sì, fatto, che sono anche molto importanti, sportelli aperti sì. recentemente con il Comune di Vicenza. Pubblicità, poi torniamo insieme.